Sono 290 i migranti che con 8 imbarcazioni sono arrivati ieri sera tra le 22 e mezzanotte nell'isola di Lampedusa, 18 con un totale di 650 persone circa. Gli approdi di ieri nell'arco di 24 ore. Nella tarda serata sempre di ieri non ci sono stati soltanto soccorsi in mare aperto, ma anche rintracci sulla terraferma, 51 per l'esattezza, tra cui una donna. Sono stati bloccati dai carabinieri sulla costa di Mare Morto, sequestrato il natante di 8 metri, partito dalla Libia, usato per la traversata. Sulle varie carrette soccorso al largo c'erano 19 persone, 38, 43 e 47, tra i quali 4 tra i sopravvissuti a un ennesimo naufragio, ripescati da 43 migranti che erano in viaggio verso Lampedusa. Tutti i 290 migranti hanno dichiarato di essere originari della Tunisia, del Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea, Gambia, Burkina Faso e Camerun. E sempre in tema di immigrazione, per contrastare i traffici illeciti di migranti nell'ambito del progetto Support to Integrated Border and Immigration in Libia, SIBMIL, dell'Unione Europea, sono state consegnate ieri presso l'arsenale militare di Messina 2 unità navali, classe Currubia, alla delegazione tecnica della Guardia Costiera libica. Le 2 imbarcazioni, dopo le operazioni di rimessa in efficienza da parte delle maestranze dell'Agenzia Industria e Difesa, rientrano nell'intesa tecnica stipulata tra il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e l'Agenzia Industria e Difesa. Le motovedette rientrano nell'ambito del progetto europeo SIBMIL e saranno al centro e di controllo delle frontiere, consentendo così alla Guardia Costiera libica di supportare le operazioni europee di messa in sicurezza delle acque del Mar Mediterraneo.